ho deciso di scrivere un monologo sulla contemporaneità e forse è la prima volta che lo faccio. Ho sempre scritto monologhi ambientati in epoche diverse o in diversi stati mentali. Questo qua è un monologo che parla di noi adesso, qui e oggi. Ovviamente secondo uno stile che è un po' mio e quindi prende delle circonvoluzioni strane il monologo. Non è un'urgenza, mi fa un po' ridere quando ci sono gli artisti che dicono c'era urgenza di parlare di sto tema. Hai presente quando dicono ho fatto sto film perché ho sentito molto urgente di parlare di sto film? Lo sai perché si dice così? Perché viviamo la realtà dell'emergenza. Noi poi siamo un po' anche il paese dell'emergenza. Io credo di più invece nello sforzo resistente. Nella resistenza credo, non nell'emergenza. L'emergenza è quello che porta denari agli amici degli amici. Organizziamo una bella emergenza così tutti corrono subito, ti danno anche dei soldi con l'emergenza, capisci? L'urgenza di dire le cose. Io non ho urgenza di dire niente, insomma, preferisco la resistenza. Ecco, io resisto, non so per quanto, ma resisto. Come noi leggiamo la realtà, cioè il nostro modo di percepire la realtà. Quando guardiamo un telegiornale, quando leggiamo un giornale, cosa capiamo della realtà? Questo è il problema grosso, penso. E la verità è che forse la realtà è incomprensibile, inafferrabile. Ecco perché Velo di Maya, questo concetto tirato fuori da Arturo Schopenhauer, lui l'aveva preso dagli antichi filosofi indiani, secondo cui noi saremmo tutti, giriamo con questo velo davanti, insomma un velo che ci nasconde la realtà, ma più che nascondercela ce la filtra, ce la fa vedere strana, con delle forme che noi percepiamo come le forme che vediamo della realtà, ma non è quella, capisci? Cioè tu vedi un forno a microonde e magari è un polipo, cioè il velo di Maya ti nasconde la realtà vera, l'essenza ultima delle cose. E io poi mi sono permesso di aggiungere un piccolo particolare a questo ragionamento. Secondo me c'è anche, oltre al velo, c'è qualcuno che proietta su sto velo. Ciascuno dentro il nostro cervello, ognuno di noi ha un puffo proiezionista, un puffo che proietta il film della realtà, così come noi vogliamo che sia. Ciascuno di noi legge la realtà come vuole che sia, a seconda del puffo che hai dentro, no? Cioè, c'è quello che ha il puffo brontolone e allora dice sempre basta, è una vergogna, tu sei un incompetente, questi lavori sono tutti da rifare, è tutto da cambiare, giù il governo, giù questo, giù quell'altro, è il puffo brontolone. Dopo c'è chi ha dentro il puffo saputello. Il puffo saputello sono quelli che dicono io lo so com'è che va fatto sto lavoro qua, è fatto male perché non è come avrebbe dovuto essere. In ogni caso quello che si deve fare ve lo dico io perché lo so, perché io so cos'è la realtà. Questo è il puffo saputello. Dopo ci sono quelli che hanno la puffetta puttanella, no? che proietta il proprio film, sono quelli che dicono dimmi quanto c'è da guadagnarci e ti dico se aderisco alla tua visione della realtà. Quella è la puffetta puttanella, capisci? A seconda di quello che noi abbiamo nel cervello e a seconda del velo che ci capita davanti, vediamo la realtà. Figurati cosa capiamo. Insomma, lo spettacolo tratta un po' di tutti i temi che potremmo definire contemporanei, no? Dall'economia al lavoro. Si parla anche della necessità che abbiamo tutti di avere dei guru, di avere della gente che ci insegna cos'è la vita. Quando ci sentiamo inadeguati, allora ci affidiamo a questi guru che nascondono i dubbi sotto il tappeto, perché più hanno dubbi più parlano forte e magari meno sono convinti di quello che dicono e più devono convincere gli altri, perché l'illusione è questa, no? Più gente hai intorno e più quello che dici è giusto. E purtroppo questo deriva dal fatto che ci basiamo sul numero
E quindi oggi è tutto filtrato dai numeri. Quanti amici hai su Facebook, quanta gente segue quel cantante, quanti milioni ha incassato quel film. Un film che vale è un film che ha incassato milioni. E così si dice anche dei tennisti. Hai presente quando ci sono gli incontri di tennis e dicono questo tennista ha guadagnato 10 milioni quest'anno, quindi è bravo. È tutto filtrato attraverso i numeri, capisci? Quindi se uno magari in un anno riesce a rubare 10 milioni, va a finire che è un bravo tennista. All'educazione, la religione, insomma tutto quello che abbiamo nella testa, il carosello di idee che ci siamo fatti nella testa. Questo si parla anche del linguaggio, delle parole, la magia delle parole. Qualcuno diceva le parole sono importanti e molti lo hanno ripetuto senza sapere cosa stavano dicendo, no? È una frase di moda, ma in verità le parole sono solo parole. Quello che conta è che ci sia un codice condiviso. Allora le parole assumono un significato. Senza codice condiviso non pare neanche uno spettacolo comico, a dirlo così. Però dopo ascoltarlo invece... Sì, perché poi alla fine noi diamo sempre la colpa agli altri, cioè la verità è che noi cerchiamo sempre un colpevole, qualcuno a cui dare la colpa. Nello spettacolo si dice anche questo, no? Abbiamo rubato gli asciugamani negli alberghi, abbiamo rubato i posaceneri nei ristoranti, abbiamo rubato le fioriere dalla piazza del comune, abbiamo pagato in nero, ci siamo fatti pagare in nero, abbiamo intestato la macchina alla nonna per truffare l'assicurazione, abbiamo finto degli incidenti, abbiamo raccomandato, ci siamo fatti raccomandare, abbiamo evaso, truffato, mentito e corrotto. E adesso è tempo di dire basta a tutto questo marcio. Scendiamo in piazza contro i politici. È sempre colpa di qualcun altro? Questo è lo spettacolo. E allora, vista da vicino, tutte queste cose sono molto drammatiche, no? Dopo, viste da lontano, in un quadro d'insieme, diventa comico. Ecco perché si ride. Cioè, non sembra che si rida, ma si ride.